Sicuramente certe tematiche sono state un po' dimenticate. Devo anche dire che soprattutto negli ultimi anni Verona, il bacino del lago di Garda, ha un numero di turisti davvero impressionante. E credo quindi che il prossimo governatore dovrà sicuramente tenere conto di questi numeri e quindi dare maggiore importanza a questo territorio. Il lago di Garda ha delle evidenti problematiche, criticità che vengono anche espresse, manifestate dai sindaci, quindi bisogna unirsi per lavorare in questo senso. Faccio un esempio: tutti e 98 i comuni del Veronese hanno firmato una lettera per chiedere al ministro Piantedosi una presenza concreta per il contrasto alla mafia, al contrasto, e questo significa che nonostante i partiti siano, insomma, la presenza sia variegata, ci sono dei temi su cui si può lavorare insieme. Poi però vanno presi anche sul serio. Da un punto di vista politico, Verona, a mio modo di vedere, e lo ha dimostrato su alcune partite, se fa squadra, quindi se il centrodestra è unito, i risultati li portiamo a casa. Se ognuno va un po' per la sua strada, cerca di essere così l'unico interlocutore, il divide ed impera. Quando tu sei diviso sei più debole, quando sei unito invece hai una forza, una massa critica tale che può permettere a Verona e al suo territorio di portare a casa i risultati.